Quindi tutto questo per presentare uno dei più grandi centravanti della storia del calcio italiano, Pierino Prati. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata a tutti. Buongiorno Pierino. Buongiorno Pierino, ci siamo sentiti, è un grande piacere. Abbiamo Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia, la trasmissione Che calcio che fa. Ma lei non poteva, Pierino Prati. Pierino, lei non poteva giocare dall'altra parte di Milano? Dall'altra parte, sì. Giocavo a Cinisello, giocavo... No, ma dall'altra parte con i colori diversi. No. Mi sono innamorato troppo da bambino, in pratica a 11 anni che frequentavo due ragazzi che erano nel Milan e per un anno mi dissero sempre dai vieni giù a farti vedere, perché giocavamo i tornei assieme e lì facevo qualche gol di troppo, finché mi sono deciso, ho preso la bicicletta, mi sono fatto quei 10 chilometri che belle storie. Che c'è da Cinisello giù a Casenzago era allora. Sì. E lì il maestro Lidl mi mise in campo dopo 3 giorni a San Siro, che allora si usava dare ai piccoli del Milan nel frattempo che arrivassero alla partita, facevano dello spettacolo, giocavano contro le altre squadre a San Siro. Sì, che era una bella cosa. Era una bella stemperava anche le attese, le schifezze di ultimo periodo. Sì, e da lì è stata una serata speciale, nel senso che si vinse 15-16 a 1 a 2, cioè perché eravamo tutti bambini del Milan, dunque gli altri miei bambini che giocavano con me erano già al Milan, dunque erano già bravini, e feci 7 gol e da lì poi fu una discesa. Il Milan mi prese e ho fatto un po' tutto il percorso, ecco. Beh, un gran bel percorso, anche perché poi dopo magari la gente si dimentica anche un po', ma il signore che è in collegamento ha vinto una Coppa dei Campioni con la famosa tripletta 4-1 a quell'Ajax che dopo divenne una delle squadre più fondamentali, incredibili della storia del calcio. Una Coppa Intercontinentale, mi sembra anche faticata non poco con l'Independiente, mi sembra di ricordare, con botte da Orbi. Ma lì a parte che arrivare a quel livello erano i miei sogni, che uno si avveravano, forse magari troppo in fretta, perché nel giro di 2 anni con quel gruppo ero un ragazzino, però è stato un gruppo che in quei 2 anni ha vinto in pratica tutto quello che c'era da vincere, non c'era nient'altro da vincere, perché a me veramente manca solo i mondiali, che siamo arrivati a un passo, anche se poi in Messico non giocai, ero sempre in panchina, dunque. Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, perché è vero che aveva davanti Boninsegna e Riva probabilmente. No, ma Boninsegna no, perché siamo partiti dopo noi, perché lì si fece male Anastasi prima della partita. Una volta che sono stati là si sono resi conto che a livello di punti c'era solo Riva, perché all'altra punta era Gori, era un po' la spalla di Riva nel Cagliari, non era proprio un altro che faceva tantissimi gol. E allora si resero conto che bisognava richiamare. Io ero stato infortunato in quel finale di campionato, ero a casa, anche Bonimbia era a casa, e siamo stati chiamati, siamo andati giù 10-15 giorni dopo noi. Meno male. Ma meno male, perché comunque in ogni caso mancava proprio una seconda punta, una prima punta, seconda punta, vediamo, perché Riva era il suo posto, era, e poi c'era l'altra punta, no? Quindi mi avevi detto che eri un po' il portafortuna delle finali, giusto? Sì, ma io Valcareggi a mo' di battuta gliel'ho mandata, ma anche perché avevo voglia di giocare, perché scusa, si parla come se fosse una partitella tra amici, era la finale di Coppa del Mondo, la Coppa Rimeo, che dopo fu assegnata definitivamente. Sì, esatto. Siccome io me l'ero giocata la prima partita in amichevole, cioè l'ultima partita prima di iniziare quelle vere in Messico, e soffrivo ancora perché eravamo appena arrivati, quella partita si fece. Per loro non era più un problema perché erano già 15 giorni che erano giù, ma noi siamo arrivati all'ultimo, io Boninsegna in camera assieme, poi le difficoltà, oltre al clima c'avevo un interista che dormiva assieme, no, ma è simpaticissimo, certo. Per dire. E lì nella prima partita amichevole partì io titolare il primo tempo, e lui per la voglia di mostrarmi, di così feci un tipo di partita, correre molto, sforzi molto lunghi, partivo da molto lontano, portavo la palla, andai quasi subito in tilt, cioè nebbiandomi la vista, cioè proprio
non eri ancora acclimatato, non ti eri ancora non avevo acclimatato. ancora assorbito i 2000 metri che bisogna stare attenti a come ti muovi per recuperare. Bobo invece nel secondo tempo andò un po' meglio, anche perché le caratteristiche erano diverse dalle mie. Lui era proprio il giocatore d'area di rigore, io mi spostavo molto più lontano da lui dalla porta, dunque lui andò meglio e dopo partì lui titolare e fece veramente un grande mondiale. Un bel mondiale, Sì. Tanto vero che come attaccante è andato molto meglio lui che Gigi Riva. Sì, è vero. Sì, aveva stentato Riva all'inizio, Sì. mi ricordo, c'era stato il pareggio con la Svezia o Israele, no? Sì, Israele, sì. No, due cose, Pierino, le volevo chiedere perché mi sono sempre rimaste un po' così. Una è, ma il Brasile che lei vide, no, in questa finalissima, era veramente una squadra fuori dalla portata? Sì, si poteva fare qualcosa, nel senso che dopo la semifinale con la Germania, che lì si spese moltissimo, che è una partita ai supplementari, è stata la partita, si può dire, quella che si ricorda più facilmente, perché veramente ha entusiasmato non solo i tifosi italiani e brasiliani, ma tutto il mondo. Quel 4-3 ci aveva proprio asciugato nelle energie, ecco. Forse, Domenghini aveva corso tantissimo. sì, Domenghini. ma forse se cambiavi 2 o 3 giocatori potevi, però Valcareggi era uno che l'unico cambio che si faceva allora era al primo tempo fuori Mazzola dentro Rivera. In Pensa quella partita, nella finale, invece Rivera non fu neanche più messo dopo il primo tempo, ma fu messo nei famosi ultimi. Ecco, e lì io volevo arrivare, perché una cosa, noi non abbiamo mai avuto un ospite che ha giocato la finale. Che era lì, insomma. Ma senta, ma disse cioè, quando Valcareggi si voltò verso Rivera e gli disse preparati perché entri, Rivera non gli disse qualcosa, non so. Ma Rivera, lui in nazionale era un po' combattuto, cioè, nel senso che siccome Gianni era la mia mente, io ero il suo sì, voi eravate, no? Una cosa incredibile insieme. Cioè, io lo conoscevo molto bene, dunque era uno che non guardava in faccia a nessuno, se c'era da dire delle cose le diceva, ha pagato anche di persone, dunque quell'ambiente non è che amava molto Gianni, che era un personaggio già allora a livello mondiale, dunque lui da grande professionista lo vollero coinvolgere nella sconfitta. Non lo so perché l'ha messo 6 minuti, ma forse sì, la partita era finita, cioè, ma magari per fargli fare probabilmente la passerella perché però non credo che lo fa incavolare di più, sì, no, la passerella 6 minuti però anche perché poi è controproducente secondo me mettere dentro Rivera gli ultimi 6 minuti e poi dopo tutta l'Italia che dice come per coinvolgere nell'evento, dire qualcosa, allora, perché ha partecipato, sì. E lì io gli avevo detto la battuta a Valcareggi il giorno prima, quando ho detto mi mette in campo, perché io tutte le finali che finora ho fatto col Milan le abbiamo vinte tutte, dunque porto pure bene, cioè, ma a mo' di battuta, ma lui non ha ascoltato. Non ci ha creduto. Senti, invece dopo c'è stata un'altra bella parentesi, dopo aver vinto le 2 coppe delle coppe, con anche quella del 73, sì. No? Ci fu la bella parentesi comunque con la Roma. Perché... Sì, Roma è come se io avessi anche vinto, perché nel senso che era in un momento che era una società, viveva a battere la Lazio, in quel periodo era la cosa principale, era come vincere lo scudetto. Perché la Lazio era forte. Vinci il derby e sei a posto per tutto l'anno. Dunque era una squadra, di solito era a metà classifica e via dicendo. Però io sono stato 4 anni e mezzo, l'anno che veramente sono stato bene, cioè il secondo anno, avevamo una squadra che, perché eravamo partiti malissimo, perché credo che nelle prime 6 o 7 partite non ne avevamo vinta nemmeno una, io continuavo a prendere i pali, tanto è vero che poi mi fecero come regalo un palo della porta in oro, cioè come premio, perché quell'anno ne avevo presi 16, 17, facendo poi 15 gol in campionato e arrivando con la Coppa Italia a 22 gol. Non erano pochi, il campionato 16 squadre. Dunque era una squadra che con la partenza di Scoppigno, che poi lasciò che arrivasse l'Idol,
e io mi ritrovavo il mio maestro di 7 anni al Milan, perché il settore giovanile avevo fatto tutto sotto la cura di Lidl, che riuscì a formare un gruppo che quell'anno siamo arrivati terzi, ma un anno che eravamo veramente a livelli di poterlo vincere quel campionato. Era quasi una vittoria, perché poi c'era la Lazio che era molto forte. Era stata presa veramente per una grande performance, annata. certo. Peccato essere arrivato in un momento dove a livello società così non c'erano le aspirazioni che poi sono arrivate dopo, e la Roma è diventata una delle grandi e sta sempre ancora adesso attestata a buon livello nell'alta classifica, però il rapporto è stato come se avessi vinto veramente, ho vinto un'amicizia, una cosa con i tifosi romani, con la gente romana, che portiamo avanti tuttora. Ancora adesso? Cioè io ancora adesso più sul computer devo rispondere molto di più a Roma che non a Milano, cioè, tanto è vero che evidentemente era nato un'amicizia, una cosa che dovevo fare prima delle partite, andare a prendere i fiori sotto la curva sud, se facevo gol dovevo andare da loro a salutare il gol, e mi era un po' faticoso perché quando lo facevo dall'altra curva, porco Giuda, fa 200 metri, è un po' lungo, 300 metri di corsa. Però ecco, si era creato un legame che ancora tuttora è molto solido, molto forte, cioè Allora, le due situazioni di gioco, perché torniamo sul tema, diciamo, della puntata, che è il centravanti. Allora, tu sei stato più centravanti nella Roma, un po' meno nel Milan. Sì. Ecco, perché nel Milan c'era il centravanti Sormani, che era un po' più di raccordo, ma in realtà la punta vera eri tu. Sormani è sempre stato uno la di movimento. Vera eravamo i due esterni, da una parte c'era Kurt Ambrin, sì, giusto, e dall'altro c'ero io, in mezzo c'era Angelo Sormani. È una situazione improponibile nel calcio di adesso, però una punta, il centravanti alla Sormani c'è, diciamo, volendo ci può essere, poi una sinistra, però Kurt Armi era veramente un'ala pungente, molto veloce, faceva tanti gol anche lui, appunto, quindi in calcio di adesso però forse è difficile da gestire. Attenzione, dietro tutto questo c'era Gianni Rivera, che era una punta che vinse i cannonieri, certo. In pratica era il centrocampista, cioè il trequartista di adesso. Sì. Trequartista, sì. Però Gianni Rivera era tutto, cioè non era proprio, era veramente fantastico. Mi spiega come mai, cioè come è nata questa sorta di simbiosi tra lei e Rivera? Ma guarda, io quando a 11 anni andai a Milan, dopo un anno e mezzo, per motivi familiari, perché io ero da casa da solo, i miei genitori andavano al lavoro, dovevo andare agli allenamenti così, in Milan mi mise a Milanello, cioè io vivevo in pratica a Milanello 24 ore su 24 e vedevo sempre la prima squadra quando si allenava, e io mi sedevo ai bordi del campo e guardavo Altafini, guardavo Rivera, e lì ho cominciato... Quando giocherò con loro? Quando? Cioè, per vedere, e da lì probabilmente senza che io pensassi ho creato veramente il fatto che quando sono entrato in campo Rivera lo vedevo come faceva le giocate, lo conoscevi già, diciamo, l'avevi analizzato, normale, perché guardava a destra e ti mandava in gol a sinistra, cioè aveva un modo di giocare che se non lo conoscevi facevi anche brutta figura, perché tu dicevi no, la palla non me la può dare perché è di schiena, come fa a vedermi? No, ma lui ti aveva già visto prima che la palla te la giocava. Dunque quello mi ha aiutato molto, che mi ha fatto fare meno figure, cioè nelle prime volte mi anticipavano e dopo sapeva. Lui poi dopo ha conosciuto come giocavi, quindi ti dava la palla al momento giusto. Un giocatore tecnica, intelligenza calcistica di grandissimo livello, è chiaro che lui non che ha imparato, avrà guardato anche che tipo di movimenti facevo io in area di rigore, cioè quello che mi piaceva per ricevere la palla. Certo. Lui capendo queste cose è chiaro che quando lui te la metteva su 10 ne sbagliava una volta,
raramente. Il quarto gol con l'Ajax è tipico così, Rivera si allunga sulla sinistra perché il portiere gli chiude lo specchio, lui alza la testa. Quanto è stato difficile fare quel gol lì con una palla solo da appoggiare per Pierino? È stato bellissimo, perché me lo sono messo nella testa a centrocampo, perché quando lui andò via, che ha evitato il fuorigioco, perché avevano tentato di mettere, se n'è andato via, però si era allargato dalla porta, e allora io ho detto subito, lui non rischia di tirare in porta, guarda in mezzo se c'è qualcuno, cioè la mia prima idea, ho detto lui là guarda sicuramente in mezzo e siamo partiti io, Sormani e Ambri. Mamma mia, un contropiede violentissimo. Ero più veloce a fare quei 40 metri e sono arrivato la prima. Insomma, il cannibale è arrivato lì davanti, ha messo la palla dentro. Dopo lui mi ha visto, chiaramente lui sapeva che io ci andavo su quelle cose, alza la testa e poi fu abbastanza semplice. Certo. Qual è, se le posso chiedere, il gol che ricorda, forse insomma, ne ha fatti veramente una marea, però uno a cui è più affezionato rispetto a qualcosina che dice, ma insomma, questo qui mi è rimasto più nel cuore? Dio, per uno che fa gol sono tanti, perché i gol sono belli tutti, li ho fatti in acrobazia, a me piaceva molto l'acrobazia, i tuffi di testa, adesso davanti a me un quadro dove faccio quel tuffo a 10 centimetri da terra, che arrivo in velocità che quasi poi mi spaccio contro il palo, contro la Bulgaria a Napoli nell'europeo della nazionale, che poi vinciamo, che 68. La mia seconda partita in nazionale, l'incontro del ritorno con la Bulgaria, quando là avevamo perso 3-2 e io avevo fatto l'esordio segnando 2 gol. E Napoli, e questo quadro ce l'ho lì davanti, questo a me tuffarmi in quella maniera non mi andava ad andare coi piedi, e con la testa ero sicuro che la direzione, tutto la facevo molto bene. Ecco, forse una volta il centravanti utilizzava più l'acrobazia, adesso c'è un po' più di tecnica, più di logica di squadra, e quindi il centravanti magari certe acrobazie non le fa più come una volta. Intanto succede che qualcuno rovesciate, via dicendo, però allora evidentemente eravamo una serie di attaccanti che ci allevavamo anche con quello, cioè io credo che io l'acrobazia l'ho imparata quando ero piccolino, che vivevo in campagna sul fienile, e lì ci mettevamo a giocare con i bambini, buttavamo il pallone in alto e facevamo queste rovesciate, intanto sotto c'era la paglia, dunque non si faceva male, dunque non rendendomi conto che in quel momento mi stavo allenando a livello coordinativo, a livello, dunque sono tutte cose che poi te le porti dietro. Adesso sul Pagliai non va a giocare al calcio nessuno, nelle strade non ci sono più, negli oratori sono sempre meno, cioè dove giocavi e facevi quello che avevi in testa. Adesso tante volte io dico che noi curiamo troppo i bambini, cioè suggeriamo troppo cosa fare. Sì, sono troppo ingabbiati perché c'è il sistema che vuole questo, no? Quindi, là invece uno contro tutti era il nostro gioco. Pierino, chi le ha dato il nomignolo La Peste? La curva o qualcuno in particolare? Ma esattamente non lo so, perché è saltato fuori, perché nelle prime partite intanto il nome Pierino, che non è un nome inventato, che è il mio nome proprio. Quindi non è Piero, è Pierino. No, proprio. Non è assolutamente Piero, è proprio Pierino. Beh, allora è facile venire Pierino La Peste, poi facevi i gol in questo modo. Viene automatico. E allora hanno pensato che arrivando così, in un momento sono arrivato alla Serie A, stavo facendo quello che ho fatto il primo anno, il primo anno, porco Giuda, capocannoniere, arrivi a fare il capocannoniere, ti vai in nazionale e vinci gli europei, vinci il che annata, vinci la Coppa delle Coppe, e allora lì era troppa roba, no? Cioè, nel senso che era veramente un divertimento. Pierino, un centravanti in cui tu ti rivedi, o un attaccante insomma di fascia, quello bisogna vedere un po' le tue caratteristiche. Da allora io e Riva ci assomigliavamo molto, lui era molto più mancino, io forse usavo meglio i 2 piedi, in acrobazia eravamo portati tutte e due, colpi di testa portati tutte e due.
e poi, come diceva Brera, che ci adorava, non avevamo paura. Allora era il momento che i difensori ti menavano, certo. e non c'era moviola, non c'era niente, lì te le Altro davano, e se avevi la FIFA te le tenevi, o se no gliele ridavi. Via. E nei giorni nostri, in questi giorni, il nostro, non so, un centravanti, non dico un Cristiano Ronaldo perché non ha la caratteristica, non ha veloce, però chi potrebbe essere un centravanti alla Prati adesso? Ma adesso si muovono molto di più, chiedono molto di più, cioè, anche se io ero uno che, soprattutto a Milano, partivo dalla sinistra, non ero il centravanti vero. A Roma invece era il centravanti vero, cioè l'uomo più avanti dove si appoggia un po' tutta la squadra, no? Perché la squadra è il centravanti, il centromediano, il portiere, si dice che la spina dorsale è quella lì, certo. È quella, dunque a Roma ero più compreso nella spina dorsale, qui partivo da sinistra, che non so perché Rocco mi miserà, però mi miserà e le cose andavano bene, dunque a me piaceva partire da lontano, anche perché non ero rapidissimo nel breve, però ero molto potente in progressione. Potente. No, lei Pierino ha vissuto il periodo di Rocco e di Herrera. Sì. E come erano questi due qua? Fantastici, molto diversi, perché Herrera è stato il primo a portare cose importanti proprio nel calcio, quel sistema d'allenamento, il tacca alla pala e via dicendo. Però a vivere i ritiri con Rocco non erano pesanti, perché i ritiri allora se ne facevano molto e molto lunghi, anche giocando ogni 3 giorni e via dicendo, perché allora la rosa era molto ristretta, non è che la rosa era 28-30 come ora se eri in mezzo infortunato dovevi cercare di recuperare in fretta, perché i giocatori poi alla fine giocavano in 12, in 13 che giocavano sempre. Sì, è questa la cosa. Dunque loro poi avevano creato come un teatrino che i giornali era la manna, perché a Milano avevano sempre da scrivere tutti i giorni. Tutti i giorni, perché tiravano sempre fuori qualcosa uno e l'altro. Secondo me si erano messi d'accordo. Certo. In realtà grandi personaggi andavano a mangiare alla certo. In realtà sì, esiste questa storia per cui i due si stimavano e erano legati anche da un profondo affetto, insomma. Certo, quindi certo. Pensate che bella roba vivere quei tempi. Milano era al centro del mondo. E direi che io sono stato a vedere il Milan 15 giorni fa quando giocò col Chievo. Sì. Ecco, in 2 o 3 movimenti che ha fatto Torres mi sono rivisto, cioè questi spostamenti pieni di forza, cioè quando vai 20 metri che vuoi andare a fare un contrasto e vedi arrivare un altro, oppure quando ti vuoi smarcare gomito a gomito con l'avversario. E io credo che Torres in quel momento mi sono rivisto quando avevo 21 anni, 20 anni, che quando si partiva allora erano gomiti davanti alla faccia. Torres l'ho visto bene, anche se per me bisognerebbe andarlo a cercare molto, ma molto di più. Cioè, nel senso che se tocca 5 palloni per tempo sono troppo pochi. Deve ancora imparare un po' a muoversi forse da noi. Credo che sia pur avendo grandi qualità, che sia uno che gli piace aspettare la palla in area di rigore per far gol. Lui è uno che gli piace attaccare gli spazi e avere... Cioè bisogna dargli da mangiare tanta roba, perché se no un attaccante si incavola, Vedi, dare da mangiare tanta roba, hai visto che roba? Cioè, l'espressione, stiamo cercando le espressioni riguardo al calcio, quindi questa è ottima. Bellissima, dargli da mangiare tanta roba. Quindi dare tantissimi cross, attivare, perché il giocatore comunque che ha classe perché ha se bisogno. stai aspettando sempre il gioco in una certa maniera, rischi che poi ti arriva una volta è una giocata male, una volta l'avversario te lo porta via e dopo devi aspettare ancora, capito? Cioè se invece te ne arrivano di più e tu poi la tua fantasia, la tua creatività, il gioco di squadra, gli fai dei smarcamenti che lui si prende paura cioè tu gli devi far paura come ti muovi e come ricevi la palla, altrimenti se la ricevi poco diventa molto forte lui. E tu invece queste sono le regole.
e ti muovi meno perché dici intanto non me la danno, vanno sempre là, vanno sempre di qua. Dunque, queste sono le regole del centravanti dal punto di vista di un grandissimo centravanti, Pierino Prati, perché effettivamente chi più di un giocatore di questo tipo che ha fatto la storia comunque del calcio, di una società ma anche della nazionale, chiaramente può riportare. Quindi noi siamo contenti di averti avuto, Pierino, perché tra parentesi noi la trasmissione l'abbiamo visto anche con altri personaggi, calciatori, cioè ogni volta si parlerebbe chiaramente ore e ore riguardo a questo, quindi non è escluso che ci risentiamo più avanti, anche abbiamo la puntata sugli allenatori, tu hai anche allenato, adesso tieni sotto mi sembra sotto contratto credo delle varie società satelliti del Milan, quindi sei testimonial. Sì, ora lavoro per le scuole calcio Milan, c'è quel progetto giovani che è molto, il Milan ci tiene molto, d'altronde il Milan ha un'importanza mondiale come squadra e mi sembra anche bello e giusto che si interessi di aiutare a crescere i bambini. Ecco, noi non è che vendiamo fumo o creiamo illusioni, perché poi chi arriva là deve nascere con certe caratteristiche, ovviamente, altrimenti se no il Pierino di turno il Pierino e così non arriverebbero mai. Dunque il nostro scopo è quello di farli divertire e aiutare a rispettare le regole. Anche perché poi viene fuori dall'esperienza diretta tua che andavi a Crescenzago, c'è un discorso proprio di fatica, di voler fare il calciatore, adesso magari è tutto un po' più facile, no? E quindi non si rendono conto anche dei cambiamenti dei tempi, e quindi io mi ricordo sono portati meno a soffrire. Meno a soffrire, perché dopo alla fine la fame anche di voler arrivare è proprio questa, no? Quindi il fatto di avere diverse cose che ti possono attrarre, tu se non sei portato di una cosa mollano troppo in fretta, hanno troppi, guardano a destra, a sinistra, così trovano sempre un qualcosa che li eccita. Invece una volta in quei tempi con un pallone giocavi in 30, e fortuna quello che aveva il pallone che lo giocava che lo portava lui. Le posso chiedere una cosa prima di chiudere? Senta, ma se Rocco avesse allenato Balotelli? Gli dice, ma lui prendeva i giovani, poi Balotelli giovane, e lui quando doveva dire qualcosa alla squadra e doveva dire soprattutto qualcosa ai più anziani, non andava direttamente dagli anziani, si beccava i giovani e li martellava in una maniera incredibile. Sicuramente lo andava a seguire con la macchina la sera, perché lui vivendo a Milano da solo aveva l'autista e gli diceva portami a vedere dov'è Pierino, perché una volta l'ha fatto. Vedi, e non mi ha trovato un lunedì, per un pelo. Noi avevamo giocato a Cagliari e avevamo perso 2-1, avevo fatto gol, e il lunedì lui a mezzanotte arrivò a casa mia per trovarmi e non mi trovò, e il giorno dopo mi ha detto subito stasera vieni con me nel presidente, che allora era Franco Carraro. Sì. Queste qua ci sono, è rimasto anche in Trappattoni una cosa del genere, raccontata da Marocchino, che era uno che faceva le notti, l'ha seguito, alla fine sono arrivati in una strada a fondo cieco e Trappattoni ha incrociato la macchina di Marocchino e Marocchino ha detto buonasera mister, buonanotte mister per dire, no? Erano altre cose, un lunedì che di riposo poi, quindi va bene. Pierino, ci lasciamo, siamo stati molto contenti, Gabriele e il sottoscritto, di averti avuto in trasmissione, ci risentiremo più avanti, e ci lasciamo con questa clip che è presa con una voce comunque inglese, con dei pezzetti della finale del 4-1 con l'Ajax, dove vengono recuperati praticamente a livello di audio i gol di Pierino Prati, campione europeo nel 1969. Grazie per Milan scored its second victory in 1969. Ciao, grazie a te. Ciao. Avanzi Lodetti e sulla sinistra è andato Sormani. The final against Ajax was easier than expected. Prati opened the scoring with a double in the first half. Gol. Rivera, colpo di tacco per Prati, tiro. 2-0, rete di Prati, 2-0 per il Milan. After a goal by Vasovic reduced the distance, the Red and Blacks pulled ahead again with Sormani, and another goal by Prati, who was the hero of a memorable evening for himself and his team. Rivera, ecco lo scambio bello, forse ci siamo? No, troppo tardi. Caroso, questo è Caroso. Pallone, rete di Pierino Prati, ancora. Gol!
E questo è il 4-1 che descrivevamo prima, che ha depositato in rete, poi tra parentesi ha cercato l'angolo,